Ringraziabile il Presidente, mi pare che qui tocchiamo uno dei punti più fondamentali della nostra azione politica, posto che ci rinvia in parole semplici allo possesso di terra e noi, è abbastanza semplice a dirla, a capire, vogliamo firmare proprietari della casa nostra. E ci abbiamo coscienza qui che noi abbiamo coscienza in semiciclo qui, a nome di un popolo corso che noi rappresentiamo tutti, che sa cifra qui di 138% di crescita e sumenta di esclusione. Sa cifra qui di 138% di crescita e sumenta di violenza sociale, di violenza economica e culturale. E infine, pia coscienza in semiciclo qui, a nome di un popolo corso, che sa cifra qui di 138% di crescita e sumenta di rivolta. E sumenta di rivolta per la bene, e noi avete capito che abbiamo sempre camminato e vogliamo insulcare sa terra a speranze, a benestare e a felicità, soprattutto per la gioventù di suo paese. Oggi ne siamo augustato, ma vorrei in corte parole rivedere quantunque la procedura politica e giuridica di suo cartolare qui. L'Assemblea qui ha palesato il problema e ha proposto una soluzione, il famoso statuto di residenza. Su statuto non è mica esclusivo, dice semplicemente che per fare popolo in suo paese bisognava starci un pogarello. Il governo ha detto no e l'ha detto poco fa Emmanuel Macron di radio in Bastiglia, all'Albor, usate di radio, ha detto che lo statuto di residenza non è mica la soluzione adatta per regolare il problema. Ma come pensare una seconda che il rappresentante il più alto di Stato viene seguito in Corsica a dire di mettere questo problema tremendo non è mica soluzione senza portarci un minimo di argomento d'attacco di soluzione. Riceviamo tutti i giorni corrieri, riunioni di un attivismo prefetturale tremendo, mai il principio di una riunione, di un corriere per dire che avete un problema in Corsica di possesso tremendo e ma camminare in modo partenariale per regolarlo. E Emmanuel Macron, quello giorno in Bastia, ha detto altre affari che mi pare indegno della funzione presidenziale francese, ha detto che je sache s'il y a des acheteurs et qu'il y a des vendeurs, ce n'est pas moi qui vends, ce sont les Corses. Ma se capisco sul pianeta qui ci sarebbero tutti i popoli di un mondo sottomessi al rito, tutti i popoli di un mondo sottomessi alla legge e noi altri corsi avremmo una virtù, una qualità in sopravpiù che sarebbe insomma qualcosa di quasi divino che ci impedisce di vendere. Noi so che noi vogliamo, non domandiamo mica altro affare e l'ha detta non sa me Rosa Prosperi. Vogliamo insocarturare a legge, vogliamo insocarturare il rito e conoscete il tuo famoso d'Henri Lacordaire tra il ebole e il forte, della libertà che opprime e la legge che libereggia. Noi vogliamo la legge, ma che la si capita da tutti. Quando la legge non è mica una, dipende un popolo, non tocca mica il popolo a scambiare e a parte da dare soia. Tocca la legge a cambiare. Dunque, con Pia Radio non sta sul rapporto al presidente esecutivo e l'insieme di amministrazione, noi so che vi mandiamo di andare a fine di espertisi, a fine di cifre per schizare tutti i punti che sarebbero dubitosi, se li so sempre dubitosi, e di proporci non un calendario stretto tutte le soluzioni possibili, un'ipotesi so
ambientate in suo rapporto. E noi, il nostro gruppo, saremo a fianco a voi più che mai in questo problema, perché chi la fa risipino chiari, non potremo mica capire in questo problema e non contiamo mica di capire che, ripeto dall'inizio, noi vogliamo usare questa terra a speranza, a felicità e a dignità, mica a colpi di violenza, di esclusione e di rivolta. Ringraziabile.